Buongiorno a tutti ragazzi, difficile da credere, però purtroppo è così. Quante persone, diciamo, piace mangiare la carne al sangue, c'è chi la vuole ben cotta, quindi poco sangue, al sangue, tutti quanti convinti di questo. Quindi da uno studio che è assurdo ragazzi, quel rosso che noi vediamo non è sangue ragazzi, ma mioglobina. Quindi la mioglobina ragazzi non è sangue, è una proteina. Quindi tutti quanti diciamo, in tanti anni pure io pensavo fosse sangue, la verità è. Quindi diciamo che il sangue non ci sta da nessuna parte delle carni, quindi sia rosse, sia di maiale, sia in nessuna carne c'è il sangue, perché viene fatto defluire immediatamente dopo l'uccisione del capo, diciamo, quindi nelle prime fasi della macellazione. Quindi è tutto un mito quello che noi diciamo una carne, voglio la carne al sangue, ma di sangue ragazzi non ce ne sta, quindi state sicuro che è una nostra convinzione che quel rosso che noi vediamo nella padella sia sangue, ma non lo è, quindi potete anche andare a controllare. Hanno fatto questa scoperta in effetti, ma già lo sapevano da tempo. In effetti ragazzi è mioglobina, in effetti nella carne di tutti i giorni di sangue non c'è nulla, quindi inutile dire ci mangiamo una bella bistecca al sangue perché lì di sangue non ce n'è. Sembra strano, ma è così purtroppo ragazzi. Il sangue purtroppo l'animale lo perde nel periodo della macellazione, cioè all'inizio proprio, quindi quello che vedete nel piatto che ha un colore che sembra sangue è mioglobina, quindi non è sangue. Quindi mi dispiace, è inutile dire mangia una fetta al sangue perché quello sangue non è. Quindi sfatiamo questa cosa che la carne ci sta al sangue, la voglio meno a sangue, più sangue. Non è sangue ragazzi, quindi è mioglobina. È una proteina ragazzi, quindi allora la mioglobina ragazzi immagazzina l'ossigeno a livello muscolare e lo inserisce tra le cellule dove lì verrà consumato dall'attività aerobica. Quindi ragazzi il rosso che vedete non è sangue. Vi auguro buon appetito a tutti ragazzi. Ogni tanto una curiosità ci vuole, questa non la sapevo neanche io, io pure ero convintissimo che quello che vedevo nel piatto fosse sangue, la verità. Abbiamo scoperto un'altra cosa, quindi una cosa che ho scoperto pure io. Quindi niente più fetta di carne rossa al sangue, anche perché lo dice la scienza, non è sangue. Quindi buon appetito a tutti ragazzi e ci sentiamo al prossimo video.